Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera a tutti. Undicesima puntata del nostro Giro del Mondo in 80 giorni. Oggi puntata un po' più allegra, visto che siamo tutti contenti. Sono finite le guerre, sono tutti eletti, siamo contentissimi. No, Rossella, hai ancora il microfono chiuso, quindi non puoi dire niente. Adesso ecco con me c'è Rossella. Buonasera Rossella. Grazie per l'ospitalità, signor regista. Allora, siccome si preannunciano tempi molto sereni, tranquilli, privi di sorprese, privi di cose brutte, noi vogliamo festeggiare con una puntata ludica. Esatto. E- Siamo allo spettacolo, una puntata dedicata allo spettacolo. Sì, devo dire che in questi giorni ne abbiamo avuti di tutti i tipi spettacoli, ma non Sì. di quelli che piacciono a noi, ecco. E va bene, Rossella, non si può mica aver tutto, no? Nella vita. È vero. E quindi bisogna. È finita anche già la sigla, non è mai successo in tutte queste puntate. Allora andiamo col primo brano di Barbato, Superstiti. Come noi. Esatto, ci sta giusto. Restare di spalle, non porgere il viso al presente, lascia scivolare via sulla pelle pezzi di canzoni, soluzioni scomode di non continuità. Sorrisi nascosti dietro occhi bassi, lanciati come sassi dai cavalcavia. Parabole esemplari, cinica armonia, senza pietà. Se intanto fuori va in scena il disastro, scatta una foto e salva questo collasso. Va tutto bene, è tutto a posto. Restare di spalle, nascondere il cuore alla gente, avere il timore di essere troppo presente, perdersi e confondersi in un deserto di socialità. Contratti sfuggenti da mondi distanti, giganti anacronismi, poca fantasia, distratti momenti di lucidità e amara poesia. Se intanto fuori va in scena il disastro, scatta una foto e salva questo collasso. Va tutto bene, è tutto a posto. E intanto fuori va in scena il disastro,
Non voltarti indietro, non voltarti indietro, voltarti indietro, non voltarti indietro, non voltarti indietro, voltarti indietro, non voltarti indietro, non voltarti indietro, voltarti indietro, non voltarti indietro. Se intanto fuori va scena il disastro, scatta una foto e salva questo collasso. Va tutto bene, è tutto a posto, è tutto a posto, è tutto a posto. Ecco qua, grazie Barbato. Allora, Rossella, dove vogliamo con la nostra mongolfiera Dove questa sera? vogliamo? Adesso lo chiediamo al nostro ospite, che è Emanuele Avallone. Dove ti trovi, Emanuele? Allora, ciao, io sono a casa in questo momento e cioè nello specifico in Val di Susa. Ah, In Val di Susa. c'è neve? Molta poca quest'anno. Ah, Come vabbè. dappertutto. E, Sì, vai. e niente, noi abbiamo chiamato Emanuele e forse riuscirà ad arrivare anche Daniele, che lavora con lui, e loro di lavoro fanno il lavoro che tutti noi avremmo desiderato fare nella vita, cioè fanno i clown. Ben- Esatto, benvenuto a bordo, Emanuele. grazie. Non so dove sia Dani a proposito di clown, ma arriverà forse. Arriverà, vabbè, noi lo aspettiamo. Ecco qua, Daniele è questo qua. E allora, Emanuele, intanto, cosa vuol dire fare i clown? Cioè, farci ridere. Fare il clown può voler dire tantissime cose, è un universo molto sfaccettato. Noi quello che facciamo si chiama clown teatrale o clown contemporaneo, insomma, e sono i clown che vengono dalla storia dei clown del circo, ma hanno sposato, diciamo, un pochino di più il mondo del teatro di strada, eccetera. Però poi ci sono clown appunto che vengono dalla tradizione circense, ci sono clown che lavorano negli ospedali, cioè fare il clown significa una marea di cose, ci sono clown che scrivono, che suonano, che fanno film. Comunque sì, quello che unisce tutte queste persone è cercare di far ridere, insomma, il pubblico. Che pare che sia una cosa sempre molto salutare, no? Ascolta, ma i vostri spettacoli siete voi due che li fate o avete altre persone che lavorano con voi? No, noi facciamo tutto in due. Poi il nostro è un mondo molto collettivo e quindi diciamo che ci si aiuta, però la compagnia è composta da me e Daniele e noi facciamo tutto. Regia, se si può chiamare regia, diciamo, Vabbè, sì. Scrittura, anche se non ce n'è molta, nel senso che noi lavoriamo a partire dalle improvvisazioni, però poi costumi, scene, tutto quello che serve, insomma, facciamo tutto da soli. Comunque sono spettacoli molto essenziali in cui si usa poco, almeno per nostra scelta, non è una cosa, noi abbiamo scelto di usare pochi oggetti, poche cose. Ascolta, il Sì. vostro duo ha un nome un po' particolare, no? Sì, si chiama Chien Barbu Marrasé, che vuol dire cani barbuti rasati male. Ah, e come mai questo? Cani barbuti rasati male? Ma è una storia che viene in realtà più dalla storia della precedente compagnia di Daniele. Loro in compagnia avevano, cioè una delle ragazze della compagnia aveva un cane che era uno spinone nero, si chiamava Nina,
e erano al Festival d'Avignone con questo cane e c'era un poeta di strada che improvvisava e a un certo punto ha detto voilà le chien barbu marrasé. Allora mi hanno raccontato questo episodio e poi una sera dovevamo presentare un cabaret con Daniele, era una delle prime volte che facevamo qualcosa insieme e abbiamo iniziato a montare degli sketch e c'era bisogno di un nome, cioè ci siamo ricordati di questa cosa, siccome io ho un po' di barba ma Daniele ne ha parecchia, insomma ci stava bene e quindi poi ci è rimasto addosso. E quindi siete Marrasè tutti e due. Siamo Ok. abbastanza marrasè tutte e due, sì. Ascolta, adesso... E poi ho visto un altro nome che a noi piace molto perché si parla di palacinche. Sì, Questo è un quella, altro... sì, quella è una storia che vi dovrebbe raccontare Daniele perché quando abbiamo dovuto fare questo spettacolo cercavamo un nome, uno degli spettacoli cercavamo un nome, siccome Daniele ha la nonna che è di Fiume, gli faceva le palacinche, allora l'ha chiamato il Circo Palacinca, che in realtà in origine era uno spettacolo solo di Daniele, poi l'abbiamo fatto in 3 con un'altra collega che si chiama Emanuela, in cui io e Emanuela suonavamo e Dani faceva i numeri ed erano numeri di questo ciarlatano Ivan Palacinca che aveva dei tratti un po' appunto diciamo dell'est e poi alla fine è diventato uno spettacolo in 2 e il nome viene appunto da una storia familiare di Dani che dovrebbe Ascolta. raccontare lui se non avesse fatto questo Vediamo se tipo di arriva. Vabbè, vediamo esatto se si connette. Ascolta, da quanto tempo è che da sempre che fate questo spettacolo? Cioè, che fate i pagliacci, come si dice? Sì, da un sacco di tempo in realtà, poi abbiamo storie differenti, perché noi abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2008, ma già entrambi facevamo spettacoli. Dani aveva una compagnia di teatro danza e io invece lavoravo e ho lavorato fino a pochissimo tempo fa con una compagnia di clown che si chiama La Settimana Dopo e contemporaneamente lavoravamo insieme. Io ho iniziato a fare spettacoli in strada che stavo ancora al liceo, quindi Sì, sì. ero piccoletto, insomma. Che però ci si diverte tantissimo, no? Oltre a farli, ci si diverte a farli. Sì, sì, ah no, a me piace tantissimo. Beh, è un lavoro che ti deve piacere, se no non... Ascolta, io invece ti volevo chiedere quanto c'è, perché prima parlavi di scrittura, no? Quanto c'è di scrittura e quanto c'è di improvvisazione nei vostri spettacoli? Quello che facciamo noi in realtà è un processo, noi iniziamo da delle improvvisazioni, sia in fase di prova, diciamo, sia alcune cose che succedono proprio dal vivo davanti al pubblico, e poi piano piano, diciamo, strutturiamo lo spettacolo in base alle cose che hanno funzionato bene, e quindi, diciamo, c'è questa drammaturgia che si compone a partire dalle improvvisazioni. Quindi si scrive una volta che si è verificato che le cose che hai improvvisato funzionavano, quindi è una scrittura molto anche legata a far funzionare lo spettacolo con le persone. E si sceglie, si tiene qualcosa, si tiene qualcos'altro, e gli spettacoli vengono scritti così, si stratificano nel tempo, difficilmente crei uno spettacolo, diciamo, sulla carta e poi lo porti in scena così. Hai un'idea, inizi a giocarci, ci giochi, vedi un po' le reazioni, cambi qualcosa, metti insieme dei pezzi, sposti una cosa dall'inizio alla fine e poi dopo un po' di anni che lo porti in scena decidi che quella può essere la forma definitiva. E comunque nei nostri spettacoli ci sono molti momenti che sono lasciati all'improvvisazione, ci sono dei momenti in cui noi sappiamo che improvviseremo, ecco. Ascolta, ma e la fisicità che ruolo ha? È abbastanza centrale perché sono spettacoli. Noi non siamo degli acrobati, facciamo un po' di giocoleria, un po' di cose così, però diciamo principalmente siamo dei clown. Ma comunque il clown è un linguaggio estremamente fisico, si usa il corpo tantissimo e soprattutto in strada, quando si lavora in strada, il corpo è centrale, sia perché incontri spesso e volentieri anche persone
che non parlano la tua lingua, perché in strada incontri chiunque, quindi devi avere, diciamo, qualcosa di un po' più universale che ti lega al pubblico. E poi anche perché in strada tu devi, diciamo, colpire l'attenzione di chi sta facendo altro, sta andando a casa, andando a fare la spesa, eccetera. E quindi bisogna avere un corpo molto presente, perché deve appunto attirare l'attenzione, deve promettere che lo spettacolo sarà valido e quindi vale la pena, diciamo, interrompere la propria giornata e dedicare 5 minuti a una cosa che ti ha incuriosito. Quindi il corpo serve. E voi vi presentate sia nei teatri che nelle piazze, no? Sia negli ambienti. E qual è il luogo che preferite più? Ma noi abbiamo fatto degli spettacoli molto piccoli che sono quasi tutti, stanno in una valigia. L'abbiamo fatto proprio perché così potevamo andare un po' dappertutto. E in effetti così è stato. Abbiamo fatto spettacoli in teatri, in piazze, ma anche in biblioteche, associazioni culturali, case, locali, pub, un po' di tutto, perché sono spettacoli molto versatili, non hanno bisogno di scene, non hanno bisogno di impianto tecnico, basta avere la valigia e insomma, e questa è una grande fortuna perché ci permette di fare lo spettacolo ovunque. Non ce n'è uno preferito, devo dire che sono tutte a fine estate, che hai lavorato tanto tutta l'estate per strada, quando fai le prime cose in teatro l'inverno dici ma che bello il teatro, poi a fine inverno dici Madonna che voglia che ho di andare per strada, quindi è un po' così. Ascolta, ma il pubblico, cioè voi vi rivolgete sia ai bambini che agli adulti? Sì, sì, sono spettacoli per tutti, cioè l'idea è quella di cercare una, una comicità, ma in generale, insomma, una tipologia di spettacolo che possa andare bene per tutti. Noi facciamo delle cose abbastanza surreali. Ecco, infatti stavo per chiederti appunto su che cosa puntate per farci ridere. Io sono già curiosissima comunque. Li invitiamo Gian anche a Cavallino? Sì, potremmo invitarli. Dobbiamo trovare dobbiamo parlare con l'assessore, vediamo se Va riusciamo bene, a farvi venire qui. Sarebbe bellissimo. Mm. Noi- a farvi venire al mare. bello. Ma noi facciamo, E- cioè, gli spettacoli sono tutti diversi, poi non facciamo solo degli spettacoli classici, diciamo. Una cosa che ci piace molto è fare dei cabaret e ne abbiamo fatto una ricerca sul cabaret sulla rivista che è durata tanti anni, non solo noi, ma con un collettivo con cui abbiamo fatto tante cose e ci piace moltissimo perché, diciamo, è uno spettacolo in cui c'è una grande varietà di numeri. Ovviamente il cabaret prevede quello classico, ha un presentatore e poi dei performer, noi lo strutturiamo in maniera un pochino meno classica, è tutto un po' più intrecciato, però è molto bello perché uno ci permette di lavorare in più persone, due ci permette di stare con gli amici, tre offre al pubblico uno spettacolo veramente completo perché c'hai magari un giocoliere, un acrobata, un clown e anche delle cose molto particolari. Nei nostri cabaret ci è capitato di ospitare veramente persone che facevano le cose più disparate che magari ci contattavano perché volevano provare una cosa, esibirsi con un numero particolare e questo è molto arricchente sia per chi guarda sia per noi che lo facciamo, quindi quello è una forma di spettacolo molto bella. Poi l'idea del nostro duo è quello di far ridere con piccole cose, siamo dei ciarlatani, non so se conoscete questa figura teatrale. No, io Viene no, sempre, viene- spiegacelo. I ciarlatani, purtroppo viene sempre usata la parola ciarlatano con un'accezione molto negativa, ma in realtà Esatto. il ciarlatano è una figura teatrale che viene, diciamo, facendo un po', sgrossando un po', diciamo, viene dagli imbonitori di piazza, no? Quelli che ti vendevano gli elisir di lunga vita. Però è quella figura teatrale che, diciamo, grazie un po' all'affabulazione o un po' a dei trucchi che però sono evidenti, non sono come i trucchi dei maghi che risultano magici, sono dei trucchi
che tu vedi, però riescono a, diciamo, a portarti nel loro mondo. Quindi noi facciamo delle cose, per esempio facciamo il circo, un spettacolo di magie molto sceme, molto stupide, di cui si vede quasi sempre Trucco, insomma, no? per nostra il processo. E esatto, e quello che fa ridere è proprio il fatto che tu continui quando è evidente che tu non hai fatto nessuna magia, continui a sostenere di averla fatta, appunto, come un vero ciarlatano. Diciamo che forse i primi, cioè quelli che mi vengono in mente è Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, magari no, e magari gli ultimi Ficare e Picone possono essere considerati, no, dei ciarlatani. Sì, loro sicuramente usano un sacco di affabulazione, appunto, quindi che è un'altra tecnica. Pure noi nei nostri spettacoli parliamo molto e abbiamo anche tutta una partitura verbale molto, molto presente, insomma. Poi litighiamo, ci picchiamo, siamo sempre litigiosi. Ascolta, quando trovate di fronte un Infatti, pubblico che non ride, cioè poi trovi, c'è sempre quella persona seria, seriosa durante gli spettacoli che non ride. scappiamo. Se andiamo avanti così, credo che Marte diventerà molto affollato a breve. Ecco, no, visto che Gianluigi ha nominato un paio di coppie così che facevano ridere o fanno ridere, volevo chiedere se voi avete dei modelli anche, insomma, classici, non dico antichi, ma che vi hanno ispirato di più. Sì, beh, forse ci sono dei modelli, non so, magari anche differenti tra me e Daniele. Comunque sì, in generale molti clown, i clown non sono molto conosciuti, cioè ci sono dei clown molto conosciuti come appunto Totò, per esempio, per fare un esempio, Peter Seller, e poi ci sono dei clown molto meno conosciuti perché magari hanno lavorato nei circhi o hanno lavorato nei varietà. Alcuni sono veramente fonte di ispirazione. E poi ci sono anche, cioè per me per esempio una persona che a me ha sempre molto ispirato è Paolo Rossi, per dirne uno, no? Che ha una comicità mista tra cabaret, teatro, recupera alcuni elementi storici anche negli spettacoli, però li trasmuta, li fa diventare moderni, ma non si prende mai troppo sul serio, le cose sono sempre fatte un po' quasi arraffazzonate, però ad arte. A me piace molto quello stile lì, diciamo. Poi i modelli sono tantissimi, anche diciamo in tutto il mondo del circo contemporaneo, è un mondo che è emerso ormai da un po' di anni, per fortuna, però diciamo che ha creato un po' una rottura col circo tradizionale e ci sono tantissime persone che hanno contribuito sia performer sia anche registi e persone che hanno dato una mano a far sì che questo mondo emergesse, diciamo. Ok, ascolta, prima hai parlato di Avignone, voi lavorate anche all'estero? Allora, sì, però diciamo gli spettacoli che facciamo io e Dani, avendo molta parola in italiano, li rappresentiamo principalmente in Italia. E ci è capitato di andare all'estero, anche molto lontano, e ci siamo un po' arrangiati, insomma, a volte un po' traduciamo, a volte invece magari quello che fai è togliere le parole e lasciare spazio più alla parte fisica. Sì. Adesso dirò delle cose che forse la Rossella non lo sa. E siccome facevo il pagliaccio anch'io da giovane, ci piaceva tanto. Ah, scoperta un'altra. Ci piacevano tanto le torte in faccia, che creavamo anche noi uno spettacolino così con le torte in faccia. Si usa ancora questo genere di comicità o è troppo banale? No, si usa, noi ci lanciamo di tutto. Però la torta in faccia è veramente un grande classico che a me piace molto. Ci sono alcune compagnie di clown contemporaneo che l'hanno rivisitata in modo molto carino.
Abbiamo degli amici di Milano che fanno uno spettacolo in cui sono due panettieri e si lanciano l'impasto della pizza, esattamente come... E poi alla fine fanno anche la torta in faccia per omaggiare il numero. C'è un'altra compagnia, diciamo, romana che si chiama Tony Clifton Circus, che fa un numero, una rivisitazione della torta in faccia in cui diciamo, si aggirano tra il pubblico e scelgono uno spettatore a cui verrà lanciata la torta in faccia e fanno tutto un discorso sul fatto che la crudeltà del fatto che uno subisce un torto ma tutto il teatro ride. Insomma, ci sono varie declinazioni contemporanee di questo numero che è un classico, ma anche il numero... Abbiamo girato una piccola serie ad episodi durante la pandemia e lo sketch che facevo io è che mi veniva lanciata una torta in faccia, quindi si usa ancora. Va bene. Ascolta, no, io ho un'ultima domanda, se tu non hai altre domande, Gian, cioè ne abbiamo 1 milione perché è un argomento molto affascinante, poi adesso che ho scoperto che Gianluigi fra le molte cose nella sua vita ha fatto anche questo, e no, in una delle foto vi ho visto con una bici un po' fuori misura, siete cresciutelli per quel triciclino lì piccolo, e che Sì, cosa è abbiamo, successo? Come mai avete quel triciclino piccolo così? perché abbiamo un progetto che si chiama Premiata Compagnia Milcare Polpacci e Fratelli, che è un progetto di parata e spettacoli con bici strambe, e ne abbiamo tantissime, riusciamo a essere fino a 12-13 persone su bicicletta, e abbiamo velocipedi molto grandi, monocicli piccoli, piccole bici, tandem. E quindi mano a mano che siamo andati avanti nel mettere insieme questo progetto abbiamo aggiunto bici sempre più strane. Alcune le ha costruite Daniele, che è molto bravo, vi potrebbe parlare della sua... Lui è un po' l'inventore, scenografo e costruttore della compagnia. Per esempio ha unito 2 grazielle, le ha unite, ha fatto una specie di rishow fatto con 2 grazielle, oppure ha costruito un piccolo velocipede con la forcella di un monociclo, quindi si è ingegnato, e forse la foto che hai visto tu sulla bici piccolissima, quella è la più piccola delle bici, perché quando andiamo in giro in parata cerchiamo di metterci in un modo che anche vedendoci sulla strada si crea un effetto comico, no? Vedi una bici più grande, poi passa qualcuno su una bici minuscola, poi passano 2 su un tandem, insomma cerchi di creare un effetto visuale particolare. E questo è un progetto che funziona molto bene dove non ci sono troppi borghi, perché dove ci sono i borghetti centro-italiani è complicato andare in bici. E poi l'ultima cosa che ti volevo chiedere, Daniele mi diceva che avete avuto un furto. Esatto, sì, ci hanno rubato proprio il più grande e il più bello della flotta Biciclette. delle biciclette, sì. Dal furgone ci hanno sottratto un velocipede, uno spettacolo, una valigia di costumi e un monociclo degli anni 70, diciamo. Ma è una cosa che purtroppo succede a tanti artisti. Ah sì? Abbiamo tanti amici a cui hanno rubato lo spettacolo anche più volte, ahimè, e anche musicisti a cui vengono rubati gli strumenti. Quindi se qualcuno ha visto un ladro in velocipede ce lo segnali, che lo inseguiamo. Sì, no, perché è un po' difficile, voglio dire, capisco che uno contrabbanda, che ne so, un violino, no, un sax, ma di un velocipede magari non so bene cosa se ne fa uno se non danneggiare voi. Ce lo siamo chiesti pure noi per cercare Ok. di capire che mercato avesse un velocipede, però evidentemente magari c'è un collezionista amante del circo e un giorno ci chiamerà ignaro a fare spettacolo nel suo salotto e troveremo il nostro velocipede. Ecco, ad ogni modo, insomma, lo diciamo, visto che state raccogliendo anche dei fondi per darvi una mano, no? Ricostituire Sì, c'è questo una materiale. piccola campagna fondi, raccolta fondi, un piccolo crowdfunding aperto. Ok, se dopo ci mandi l'indirizzo, no, dopo noi lo No, mettiamo no, sì, ho già tutto io adesso. perfetto, dopo allora lo mettiamo anche sotto allo Grazie, schermo. ci sono ancora 10 giorni, approfittatene. Allora, Poi
poi vi veniamo a trovare col velocipede nuovo, perché il Sì, velocipede che c'hanno... assolutamente, lo vogliamo vedere. Eh sì, perché quello che ci hanno rubato lo fa solo un signore a Londra che li fa lui uno per uno, e quindi Daniele deve tornare a Londra dove aveva preso il primo, che era quello che aveva dato il via a questo progetto della premiata compagnia Milcare Polpacci, e deve tornare a Londra, deve recuperarlo, poi adesso con la Brexit è un po' più E complicato. tornare in Italia pedalando, chiaramente, sul velocipede. Esatto, superando la manica. Va bene, speriamo che la gente sia di manica larga, tanto per Esatto. fare i Allora, e niente, vabbè, Daniele non è arrivato, secondo me Vabbè. si era nascosto in una scatola per saltare fuori e poi ha scoperto che stava così bene dentro la scatola e lì è rimasto. Chissà, vi faremo sapere dove era finito Daniele. Se Ok. volete Siamo possiamo, curiosi. si può aprire un piccolo giro di scommesse. Sì, potremmo aprire anche un Chi l'ha visto 2. Un Chi l'ha visto. A me servirebbe per continuare a fare gli Sì. spettacoli. Va Quindi se lo bene. vedete oltre al velocipede segnalate Lo pure. restituiamo, va bene. Perfetto. Grazie. Grazie mille. Andiamo col secondo brano. Eccolo qua. Tu sei quella che io voglio per me, una storia che non finisse mai. Incontrarti vorrei dove il mare è più blu, per amarti ancora di più. Io ti vedo dentro allo specchio, una magia che parla di te. È nascosto in me, è nascosto in te. Quest'estate tu arrivi da me a far l'amore con te e tu per sempre con me. Mi pare più vero se mi sveglio al mare con te, a far l'amore con te e tu per sempre con me, con me. Il vero adesso siamo solo noi. Una magia che parla di te, è nascosto in me, è nascosto in te. Quest'estate tu arrivi da me a far l'amore con te e tu per sempre con me. Mi pare più vero se mi sveglio al mare con te, a far l'amore con te e tu per sempre con me, con me. È vero, adesso siamo solo noi. A far l'amore con te, a far l'amore con te e tu per sempre con me. Mi pare più vero se mi sveglio al mare con te, a far l'amore con te e tu per sempre con me, con me. Il vero amore siamo solo noi. E Diego e Brigitte, come vuole farsi chiamare, o Brigitte mi pare. Genio per due, a far l'amore con te, il brano che ci mandano i nostri amici tedeschi a noi per farlo, per trasmetterlo. E Rossella, ora con la nostra mongolfiera restiamo in casa, credo, non ci muoviamo tanto. Aspetta, il microfono no. spento, eccolo qua, acceso. Torniamo nella nostra casetta con la mongolfiera e prendiamo a bordo, benvenuti
benvenuta Camilla Zucco. Camilla E Mazzutto. siccome oggi abbiamo detto che sarà una puntata ludica, abbiamo Buonasera a chiamato tutti. Camilla perché lei è una sommelier fra le tantissime altre cose che fa. Esatto, esatto. E quindi, Una insomma, piccola parliamo. sommelier aspirante in lavorazione, sempre. Quello sempre in lavorazione. Allora Camilla, ci stiamo avvicinando al carnevale, no? Anzi, credo che stiamo già un po' entrati nel periodo di carnevale e i dolci di carnevale sono spesso dolci fritti. Mhm. Allora ci Siamo- chiedevamo che cosa ci beviamo sopra, visto che non vogliamo bere la Coca-Cola all'aranciata e quelle altre cose lì, vogliamo bere qualcosa di buono. Bene, allora siamo alle porte dell'apertura del carnevale che è il 27 di febbraio quest'anno e sicuramente C'è subito carnevale. sì, beh, Inizia il carnevale. in giro vendono già galani, frittole e tutto ciò che ne fa parte. Allora ho pensato che essendo una grande tradizione la frittella o il galano ed è un dolce molto unto, un po' fritto, un po' tanto fritto, pensavo di abbinarci un vino dolce, un bel passito e rimanendo nelle nostre zone venete. E dopo un altro piccolo abbinamento con un vino diverso, facendo un abbinamento in contrapposizione con un Grappariol che invece è un vino frizzante e non è un vino dolce, insomma. Tipo spumante. Tipo un spumante, non proprio un prosecco, una bollicina, ma leggermente Più dolce. frizzante. Più dolce anche oppure no? Sì, non troppo. Mm. Allora, il primo Quindi vino. intanto si apre qui un punto interessante, e cioè l'abbinamento con, in questo caso con i dolci fritti, può essere per affinità, diciamo, o per contrapposizione. Sì, per concordanza vuol dire che le caratteristiche dei piatti e dei vini sono abbastanza similari e si cerca di trovare un ottimo equilibrio tra entrambi. Invece, quando si parla di vino per abbinamento per contrapposizione, abbiamo due gusti differenti, però che insieme si compensano e creano sempre delle sensazioni gustative piacevoli. Sono un po' emozionata. Beh, dai. Ascolta, volevo chiederti, allora il Gaspariol, Grappariol. Graspariol è un vino bianco, mentre il Gelso, come si chiamava? Il gelso di Lapo, il Il gelso di Gelso di Lapo. Lapo è Un passito, è proprio un vino dolce. ma è di colorazione tipo Siamo sempre una è sempre un sana. vino bianco. Ok. E un vino passito vuol dire che la vendemmia viene fatta un po' più tardiva, o c'è un appassimento naturale direttamente sulla pianta, oppure le uve vengono raccolte e lasciate appassire su dei graticci, su dei fruttai, oppure su delle zone areate, però che rimangono ad asciugarsi, le uve rimangono ad asciugarsi praticamente, Ma e in modo tale che perdono una bella percentuale di acqua e rimane di più la parte zuccherina che poi lascerà le note più dolci. Ma il gelso, come mai il nome, se sai, il nome Allora, gelso? il gesto di Lapo deriva da il nome praticamente da un albero di gelso, dove veniva il cane Lapo rimaneva ad oziare sotto questo albero nella campagna, nei vigneti.
E l'azienda è la quota 101, si chiama 101 perché è a 100 metri dall'altitudine del mare ed è proprio in una zona dei Colli Ugani nel comune di Torreglia, all'interno del parco regionale dei Colli, sì. Ma Questo infatti, non lo scusa, sapevo, vai. questo. Là conoscevo solo, come si chiama, quello d'Aranci, È il fiore il d'arancio, fiore infatti, il d'Aranci. fiore d'arancio appassito questo. Ah, E allora l'uva è il moscato giallo da cui viene fatto il fiore d'arancio e viene chiamato fiore d'arancio perché, scusate, c'ho anche il gatto che mi gira intorno, viene chiamato fiori d'arancio perché i sentori, i profumi che rilasciano sono dati dal fiore bianco della zagara che fiorisce ad aprile-maggio e quindi viene chiamato fiore d'arancio, ma in realtà l'uva, il vitigno, è il moscato giallo, che è un vitigno autoctono e un vitigno aromatico. va bene, ma questo quota 101, cioè fa solo lui questo gelso di Lapo oppure ci sono Sì. altre, è solo una specializzazione, diciamo, della quota 101? Allora, loro fanno questo vino, poi ci sono anche altre Ah, ci aziende che saranno, fanno ok. altri tipi di passiti a base di fiore d'arancio, di moscato. Io questa sera volevo portare questo vino qua perché è stato premiato da Gambero Rosso, che è una casa editrice specializzata in enogastronomia e attraverso delle guide, come tante altre, Bibenda oppure il Venezia, danno dei punteggi a dei vini e questo è stato uno tra i più premiati, insomma. Ha 2 bicchieri di Gambero Rosso, 3 viti dell'Ice e così ho provato uno dei vini che un po' più famosi adesso, ecco. Sono Vedo, stati Sai, premiati io nel sono sorpresa. 2025. Sono sorpresa perché pensavo che il passito non potesse farsi al nord, perché non fa così caldo, non è così secco come, non so, in Sicilia o Ma qua invece si di... apre un'altra panoramica allora, perché quando parliamo di vini dolci in generale, possiamo parlare di vini dolci naturali che sono lavorati da vitigni aromatici e la fermentazione viene bloccata per aumentare il livello zuccherino. Possiamo avere dei passiti, dei muffati o dei vini liquorosi, quindi ci sono è un ventaglio ampio di vini dolci. Ci sono i vini del ghiaccio, gli ice wine, che sono dei passiti e vengono raccolti con la neve sul chicco d'uva. Oppure possiamo avere dei vini dolci chiamati muffati perché subiscono l'aggressione dalla muffa e va a esaltare la quantità di zucchero sempre all'interno dell'acino. In questo caso abbiamo un vino passito che poteva essere un torchiato di Breganze, aspetti che mi sbaglio il nome. Comunque possiamo avere tanti tipi di passiti, sia in Sicilia, sia in Veneto, sì, sia in in Umbria, Toscana, in anche in tante zone Toscana, d'Italia, esatto. e però hanno lavorazioni differenti, o fanno una vendemmia tardiva in pianta, oppure vengono lasciati sui graticci ad appassire. Mi E sono volevo, spiegata. volevo tornare Sì, un sì, sì. attimo, che è interessante l'etichetta di 101 sul vino, che leggo da un'etichetta, oltre al fatto, Rossella, che c'è il marchio del nostro amico Giovanni, della certificazione della biodiversità. E, Ah, e vedo che è abbinato per i dolci, i formaggi, ma la cosa bella è vedo scritto abbinamento musicale, I Heard Through the Grapevine di Marvin Gaye, e ma dopo dai. l'abbinamento al film Moonrise Kingdom di Wes Anderson. È interessante questa etichetta del 101. Beh, Questo non l'avevo osservato. Ai ai ai. Noi osserviamo tutto.
Questo Gianluigi osserva tutto. Va bene, quindi Mentre questo questo appunto è il cosa. Volevo passare all'altro vino, al Graspariol. E qua Grappariol. Grappariol. E qua ha a che fare con la grappa, suppongo. No, Ah è no, ecco. un vino autoctono, un'uva autoctona che una volta veniva chiamata anche rabosina bianca o rabosazza, quindi raboso bianco. Siamo nella zona di Treviso e a Zenzon di Piave. Questo è un vitigno addirittura del 1600 che viene descritto in alcuni scritti da Giacomo Agostinetti. Ed è un vino antico che è rimasto nel tempo perché è un vitigno forte, vigoroso e rustico e resiste alle malattie. Quindi negli anni in cui c'è stata poi la fillossera o problemi di vitigni, ha sempre resistito nel tempo. Ecco, le E, immagini, volevo dire che le immagini che sto mettendo sono immagini prese a caso, con cantine prese a caso, non c'è nessuna pubblicità voluta alle etichette che sto mettendo, perché io nel frattempo, mentre si parla, sto mettendo delle immagini di bottiglie di vini. quindi Camilla dicevi questo è comunque un vino bianco, giusto? un vino Leggermente, bianco, leggermente. leggermente frizzante, un IGT, siamo sempre nella zona Basso Piave. Io ho scelto l'azienda Le Rive della famiglia Bonato dal 1888. È un vino semplice, da un giallo paglierino semplice, classico, ha un profumo fresco fruttato che ricorda un po' la mela e è un vino beverino molto morbido, leggero, anche un po' acidulo e con questa bollicina leggera è molto piacevole con la frittella. Stuzzica un altro morso di frittella e un altro bicchiere di vino in compagnia e ci facciamo due chiacchiere praticamente. Bello, suona invitante anche questo. Sicuramente i passiti, tutto il mondo dei passiti sono dei vini, dei pensieri, che ti siedi a tavola e chiacchieri e ti ricordano tutti i profumi, perché hanno dei bouquet molto ampi, dai fichi, dalla confettura, dalle marmellate, i datteri, all'uva passa, e quindi sono dei vini che fanno i vini dei pensieri, li chiamo io. Invece il Grappariol è un vino più semplice, un po' dimenticato e ci ricorda i nostri territori, i nostri nonni, i nostri coltivatori più vicini a noi, insomma, non per forza le grandi aziende. E anche la convivialità mi pare di capire, no? Come dicevi Certo, prima. il cibo e il vino sono condivisione, convivialità sicuramente. Va bene. Dipende dalla tipologia di vino. Su un passito partiamo dai 20 euro più o meno, andando in su. Poi ci sono magari delle etichette un po' più riconosciute, hanno costi maggiori. E i prezzi possono variare, insomma, però un passito siamo intorno ai 20-25. Grappariol intorno ai 7-8 euro. Quindi più accessibile. Ecco qua, questi vini non li conoscevo e quindi ci ha fatto voglia di prenderli, no? Te Rossella, Sì, no? siamo molto incuriositi. No, siamo molto Una incuriositi. cosa diversa, una cosa nuova. Che non sempre il solito prosecco, no? Che ormai sta stufando almeno. Certo, ma anche un prosecco dry, quindi che ha un residuo zuccherino un po' più alto,
è una chiave diversa del prosecco, da abbinare ovviamente sempre con i dolci o piuttosto che una Sì. frittella o una crostata, ecco. Va bene. Bene. Grazie Camilla, ci hai dato delle ispirazioni nuove e noi siamo sempre alla Grazie. ricerca di novità. E... Spero di essere stata Sì, adatta. perfetta. Perfetta, ci risentiamo più avanti per altri suggerimenti, O per altre perché cose che fa. abbiamo capito che è un mondo infinito intanto questo del vino. Sì, E sì. quindi, tra l'altro, sappiamo che sei tornata ieri, credo, dalla fiera. Il SIGEP è la fiera di Rimini, che è una delle più grandi che fanno in Italia, se non l'unica, e è molto riconosciuta anche all'estero. La parte principale è la pasticceria, il gelato, c'è anche tutta una fascia della pizza, delle farine. È stato un percorso interessante e molto dolce, diciamo, molto dolce. Perché naturalmente è Le dovuto... mode cambiano, le esigenze cambiano, da chi ha tante problematiche di farine, quindi c'è un mondo di farine infinito, il mondo dei vegani, di chi invece mangia gelati o brioche o prodotti proteici con tante proteine perché fanno sport o ci tengono, insomma, a un certo tipo di alimentazione. Chi ha problemi di glicemia, di zuccheri, quindi prodotti senza, cioè gelato senza zuccheri, insomma c'è veramente di tutto e di più, perché chi più ne ha più ne metta. Un mondo. Va bene, dai, ci racconterai ancora Bene. qualcosa di buono. Grazie Camilla. Grazie a voi. E adesso, Rossella, arrivano i barbari a cavallo. Arriva i barbari E allora vi cavallo, i cado corni par capaio, se na vaiaca e se buta, i caia fame aregana, i cabrusa tutto l'impero, scappemo che ne mangia. Scappemo, portemo e va che sta sempre oggi gatti e anche un momento di marca penso corremo, sta vecchio si no se ne valtemo, sta buona Luisa ma tanto carina da notte dormivo fuori in marina, sta buona Luisa a casa se trova stanotte dormivo sotto la prova, sta buona come al mio che tosse dove mangeremo uenta e e costa barca stai a luna, tirai a rete che se piena, fa pian Luisa che se sbrega, e in su Venezia il sole asciuga, ma vien Marubio e i pirati, la nostra orada e sa roba. Quest'oggi s'ha fatto una flotta veloce con fili bianchi, lance, frecce, squatte che butta orologio, che voce, capo pirata, se c'è una doce, stato in marmi colone, orizo, roba, robata, ai grechi e mauri, che già m'avesse, ma dico paura, che dopo le mani le manda in guerra, minati dei cani, se pieni dei slei, e mia Luisa. Andiamo fasioi. Venezia patria mia diletta, i bate scopo e poi granda, sotto il vessillo di San Marco, basta Repubblica da sbarco, di mamanda a parfine in Cina, ah non perché cogioni a Gengis se parte dal mondo con la carovana, guarda Luisa che neoncina, stoffe colorate, i banchi, la seta, la polvere, e avanza de punta, carica tutto, fa su e attenta che il nostro barone si ne comanda sta carovana, noi a bocca via, siamo cristiani e vengono sia Luisa che ladro, che se Marco Polo, voi dei mongoli.
Adriatico che lotte e navi intorno a casa rotte, spendere rabbiosi fedeli che può rubare i monopoli, e là in Atlantico e a Spagna è il nuovo mondo che trova. Cristoforo Colombo che aveva ragione, il mondo secondo come un baion, Guanina le ha pinte a Santa Maria, la porta a casa loro e l'argenteria. America, America, terra preziosa, Mariano, se gente che seppe maiosa, direi veglieri, cannoni spagnoli, azzechi e incas e massacrai, qualcosa perché dovremmo occupare, prepara una falsa cristianità, qualcosa perché dovremmo occupare, prepara una falsa cristianità, qualcosa perché dovremmo occupare, prepara una falsa sta cristianità. Arriva i barbari a cavallo, canzone di Alberto D'Amico, e sulle canzoni di Alberto D'Amico c'è uno spettacolo che andrà sul palco domenica, ma ce lo racconta Monica Giori. Ciao Monica. Ciao. Ciao Monica, benvenuta a bordo. Grazie. Sì, allora domenica al Teatro Colbia Mestre alle 5 del pomeriggio ci rappresentiamo questo percorso, questa storia che racconta Venezia attraverso le canzoni di Alberto D'Amico, le più rappresentative. Partiamo da quando lui arriva a Venezia, cioè la sua famiglia arriva a Venezia, poi perché lui è di Trapani, no? Esatto, parte più bassa della Sicilia, dell'Italia. La sua famiglia, sua madre scappa da Trapani perché c'era il bombardamento, avevano uno zio maresciallo, vabbè, insomma, nell'Arma qua a Venezia, quindi sono arrivati tutti qua e lui è nato dopo un po' di mesi. E quindi raccontiamo un po' la sua storia, cioè la storia di Venezia attraverso di lui e la storia sua attraverso Venezia, i cambiamenti della città, tutto quello che è successo, quindi attraverso le sue canzoni più significative, insomma. E niente, Alberto ha scritto delle bellissime canzoni e proprio è riuscito a dipingere Venezia, quella vera, no? Non quella dei turisti, non quella che adesso c'è, ma quella che c'era una volta e che ancora rimane nei ricordi delle persone che hanno ormai una certa età, tipo noi, giusto? Beh, diciamo, poi Alberto D'Amico viene dal gruppo dei cantori veneti, no? Della canzoniere popolare veneto, non mi viene mai questo. Sì, assieme alla Luisa Ronchini e a Gualtiero Bertelli. Esatto. Esatto. E quindi insomma c'è tutta una sua tradizione anche. Sì, lui ha fatto la maggior parte delle canzoni sono in dialetto veneziano di Venezia. No, perché poi magari c'è anche il veneziano di Mestre, di Milano, ma in realtà la lingua ufficiale, no, di Venezia. Sì, il lavoro che hanno fatto loro è stato bellissimo, perché negli anni 60 andavano in giro per le osterie, andavano in giro a registrare, no, le canzoni degli anziani, le canzoni di tradizione orale, no? Infatti il canto popolare vuol dire proprio questo, no? Canto di tradizione orale, e non scritto, perché all'epoca magari forse non tutti sapevano scrivere, però si tramandava di famiglia in famiglia, e quindi loro hanno fatto questo lavoro poi ognuno però ha cominciato a scrivere anche un po' per conto proprio, insomma, no? Scrivendo di Venezia, scrivendo la loro storia. E quindi hai creato questo spettacolo, questo concerto dedicato a lui, dedicato a Venezia, che l'abbiamo proposto quest'estate qui in piazza Tre Porti, quindi vedete le foto che
mentre vanno sono le esatto. foto della piazza Tre Porti, quindi è stato presentato anche in altri locali, ma insomma in Teatro a Mestre ci sta bene, insomma, adesso. Sì, niente, in realtà no, noi abbiamo utilizzato dei testi scritti da Alberto, alcune sue poesie, che cioè lui ha scritto tantissimo, no? Tantissimo, e quindi noi abbiamo cercato di creare proprio un percorso, no? Un percorso un po' storico, un po' così, no? Quindi lui tocchiamo vari temi, da quello che era il tema dell'Esodo, molto caro ad Alberto, che ha fatto questa canzone bellissima che si è Cavarte d'Alfredo, l'ha scritta ormai, probabilmente sono passati 40 anni, però alla fine così, no? Continua ad esserci questa cosa, no? Cioè Venezia si sta spopolando sempre più, e famose 3 stanze col bagno, il termosifon, perché Venezia era così, anch'io abitavo in una casa dove non c'era il bagno, c'era una specie di gabinetto, diciamo, non c'era riscaldamento, e quindi nel momento che siamo stati sfrattati mia madre non ha visto l'ora di andare appunto a cercare la casa, ha lasciato Venezia senza pensarci, cercando una casa che avesse un bagno, no? Mentre io poi sono rimasta per tanto tempo ancora, no? Perché Venezia è Venezia, e vabbè, insomma, si sa. E niente, di Gianluigi, ma anche tu fai parte dello spettacolo, giusto? Sì, in effetti adesso sto mettendo un attimino, ho Ah, messo il manifestino dove ci sono i componenti di chi partecipa a questo spettacolo, li vuoi dire tu? sì, abbiamo un fisarmonicista che si chiama Martino Tosetto, abbiamo una surdista, non so se si chiama così, comunque una Verdiana Bacchin che suona il surdo, questo tamburo brasiliano immenso, enorme, e poi abbiamo Cristina Bettin che legge e canta con me, Caterina Salvi che mi fa dei controcanti, io e Gianluigi Bergamo che suona il violoncello e anche parla, no? Io Parla. parlo. Parlante, è violoncello parlante e cantante anche. Sì, è vero, un brano lo faccio anche cantato. Vabbè, ma comunque ci divertiamo, è una bella cosa. Sì, 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 sì. Quindi Venite, se venite qualcuno tutti al Colbe. venite tutti al Colbe, è gratis, quindi, no? Esatto, date un'offerta che poi l'offerta serve per la parrocchia, per il teatro stesso, perché viva. Diciamo che no, posso volevo spendere dire, una parola per il Colbe, scusami, perché è l'unico teatro a Mestre che esatto, permette, volevo che dà dire, accesso alle persone, non si fa pagare, mette a disposizione il teatro, l'impianto, luci, audio, e sono veramente l'unico teatro, perché tutti gli altri teatri comunque sono inaccessibili o comunque devi pagare, no? sì, Quindi esatto. ecco, In questa è una effetti cosa, è una bella volevo fare gratis, anch'io, bello. lanciare Sì. una lancia, una freccia, una lancia a questa tua considerazione, che appunto è l'unico spazio che in centro a Mestre, perché sei in centro dove la gente, e ha un bel cartellone mensile, tutti i sabati e domenica sono impegnati. sì. No, bravi, insomma, molto brava Alessandra, no? Diamo Certo. un nome a questa ragazza che organizza un po' gli spettacoli, e niente. Basta. Grazie Monica, complimenti comunque per questo lavoro, immagino anche di ricerca abbastanza Sì, no, è molto, sì, diciamo che dietro c'è stata una ricerca sui testi, sulle canzoni anche, ma io ho cantato con Alberto per anni, dal 92 fino praticamente all'ultimo anno che è stata a Venezia, perché poi lui era a Cuba, però alla fine l'estate lui quando tornava ci si vedeva sempre, e se c'era possibilità di fare qualche concerto insieme si faceva. E in realtà adesso sua figlia, che tra l'altro ci sarà, sai Gianluigi, ci sarà, la Lisa, ci sarà anche lei al Colbe, ha fatto un grandioso lavoro di raccolta di tutti i testi, tutto quello che ha recuperato in giro, perché Alberto era molto disordinato, lasciava cose in giro dappertutto, e so che stanno facendo un libro che speriamo presto, speriamo che possa essere con tutte le raccolte di tutti i testi, canzoni e cose che ha scritto lui, insomma, negli anni. Ecco, fotografie e altre cose. Per non dimenticare assolutamente questo personaggio che è stato importante per Venezia, e di una così
che è veramente è riuscito a fare queste fotografie di Venezia, queste immagini bellissime e commoventi a volte, no? Sì, no, Bene. per tenere viva, insomma, no, anche una tradizione, tradizione, una certo. cultura. Certo, perché nessuno, attraverso le sue canzoni, noi abbiamo proprio abbiamo la possibilità di scoprire anche cos'erano certe zone di Venezia che adesso sono diventate, no, zone sempre turistiche. Parliamo della Giudecca, ma la Giudecca una volta era un disastro, cioè nel senso che c'erano la malavita e c'erano veramente ladri. E adesso parlare della Giudecca, la Giudecca dove ci sono tutti gli attori famosi che hanno comprato case, ma la Giudecca non era così, era veramente un posto dimenticato da Dio, no? Lui ci ha vissuto, quindi ha avuto la possibilità di conoscere certi personaggi di cui appunto noi raccontiamo, di cui cantiamo, insomma, no? Ecco, per cui su Giudecca, poi vabbè, insomma, tante altre parti di Venezia, insomma, di Porto Marghera, lui ci racconta della nascita di Marghera, ci racconta tante cose, insomma, nelle sue canzoni. Bene, Grazie va mille, bene, Monica. Monica, grazie. Adesso metto un pezzettino di brano di Giudecca che l'abbiamo presentato al Barone Rosso, un pezzettino, e intanto ci salutiamo. Va bene? d'accordo, grazie Ciao, Gianluigi, ciao. a presto, ciao a tutti, ciao, grazie. Scommesse, passate, operai,
Ecco qua David Boato Quartet, un pezzo, un frammento del concerto fatto quest'estate qui per il quarto festival Litorale Jazz Festival, e ovviamente siamo collegati con chi? Con David Boato. David Ciao. Boato Quartet. Ciao Ciao David. David, benvenuto, Ciao. bentornato a bordo. Grazie. Eccoci Un qua. bacione anche a Monica, che ho sentito un po', ma non ci siamo incrociati. Vabbè, perché i flussi d'aria delle mongolfiere, noi eravamo più alta, la Esatto. sua era più bassa e quindi era Te l'ho già difficile. detto del nome del disco di Enrico Lava, che si chiama Il Giro del Giorno in 80 mondi. Ah no, Ah, no. Questo è un vecchio disco di Enrico che però non so neanche più che fine abbia fatto, perché non è più stato ristampato, o forse sì, ma chissà. Era uno bello free anche all'epoca. Il Giro del Giorno in 80 mondi era giusto per fare il frizzo. Divertente. Dovresti usarlo come sigla. Sì, Se lo trovo per rinnovarsi, sì. Chissà dove è finito, perché io avevo una copia in vinile e figurite. Ma forse si trova, che comunque dopo cercherò questa sera. Allora, David, jazz che sta andando di moda oppure siamo sempre di nicchia? Beh, insomma, meno nicchia di una volta, però Però sempre in difficoltà. insomma, cioè, poi è difficile avere un'idea vera. Di sicuro siamo diventati di più nel mondo, per cui una fetta buona ascolta anche il jazz, ecco. Aumentando di numero, anche quello aumenta il numero degli ascoltatori. Sarebbe preoccupante il contrario, per cui è diventato apparentemente un po' più di vasto pubblico, ma come si dice quella roba lì? Sintomatologicamente. Il fatto che tutti questi festival aprano anche a robe più pop e più, diciamo, commerciali, significa che non è proprio il jazz che è diventato più di vasto consumo, ma che per riempire gli stadi e i teatri i jazzisti e gli organizzatori del jazz si sono aperti, in veneziano diremo calati, a fare anche altro tipo di cose. E c'è la gatta, vedi, che è tutta un po' che protesta perché vorrebbe avermi solo per sé. Vabbè. Il mio amore che è questa gatta qui, oltre a mia moglie, che naturalmente però c'è questa qui che proprio mi si spiaccica addosso e chi si muove più. Questa sera è la serata dei gatti. Esatto. No, mi veniva in mente il film che abbiamo proiettato quest'estate col documentario sul jazz, sul maestre degli anni '80. C'era una forte vivacità. Sì, in quelli erano anche gli anni ruggenti. Esatto. I ruggenti per noi, non gli anni 40, ma quegli anni lì. Sì. Gli anni 70, 80, 90. Dove c'erano tanti spazi. C'era tantissimo. Sembrava quasi una sorta di newyorkina mestre. Miniatura. Esatto. Ma era incredibile, perché anche Mogliano Veneto nel suo piccolo aveva tipo 8 posti dove andavi a suonare a Mogliano, cioè meno di 8 posti. Sì, no, forse 8 no, ma saranno stati anche se erano 6, anche se erano 3. No, ma erano più di 3. C'è stato un momento in cui si suonava non jazz dappertutto, però si suonava parecchio jazz e anche di tante altre cose, ma vedi che lei protesta adesso, è tutta arrabbiata che parlo con voi.
insomma, Amore. cosa che adesso insomma sono pochi, Adesso è molto meno. no, son difficili. Sta Non so. sopravvivendo a stento e anche aprendosi a tante altre cose. Il vapore di Marghera. Sì. Il TAG ha avuto un momento che è stato discoteca per lunghi anni. Il TAG era quello Sì, via sì, della sì, giustizia, certo. via giustizia, Sì, non sì. so, che prima era un teatro, io l'ho visto in tutte le sue forme quel posto. No, anche io l'ho visto come teatro, ci ho anche suonato da ragazzino. Ecco, ti vedi. Io ho visto spettacoli su spettacoli lì dentro. Adesso Alessandro Bressanello, che è il periodo che è in voga perché sta facendo si incazza. Oh. Piano Bubbi, perché sbregare una mano, perché lei non vuole che parlo con voi. Va bene, dai, faremo un'intervista veloce. No, ormai se n'è andata via, basta, adesso basta, mi tiene il muso per la serata. Vabbè. Sì, è fatta così, è molto particolare la mia vita. D'altronde comparo così come minimo. Paron, tra virgolette, è lei che mi comanda a bacchetta. No, tornando ai tempi ruggenti dei locali, c'erano, oddio, la memoria è sempre peggio, però appunto c'era il TAG, che è stato poi il periodo di Bressanello che gestiva il TAG teatro alla giustizia ancora tanti anni fa. Dopodiché è diventato anche co-socio di quel posto lì, del TAG, quello che faceva i concerti. Dopodiché hanno venduto tutto e quello che l'ha preso ne ha fatto una discoteca, ma già negli ultimi periodi era una discoteca, un after hour, diciamo. E dopodiché il TAG ha cercato di riaprire verso il jazz, ma non c'eravamo tanto cioè o è il gestore che ha un giro di gente che ama anche quella musica lì, oppure è un po' impossibile creare una situazione di affluenza se poi tu non sei uno che è cioè, almeno ha uno spirito da jazzista, ecco. Per cui quel posto lì ha fondato dal punto di vista jazzistico. Avanzo ancora skate, perché a un certo punto mi hanno dato la programmazione da fare e mi hanno detto sì, ti saldiamo, perché insomma era impegnativo anche sbattersi, cercare di portare gente, eccetera, eccetera. Certo. Però insomma questa cosa qua dei locali che adesso appunto ti dicono ma quanta gente mi porti, no? Quando gli chiedi sì. Cioè, un concerto, questo qui è sintomatico, cioè non ci sono più i gestori che ci credono, ci sono personaggi. Anche perché i gestori danno lo spazio, no? Come prima si parlava con la Monica del teatro Colbe, che è l'unico teatro che dà la possibilità di esibirsi. Anche i gestori, insomma, oltre al fatto economico, dovrebbero pensare un po' magari per le giovani leve che sia un posto, un locale da esibirsi, da uscire, no? Esatto. Questa mentalità è sempre meno, forse perché hanno più costi di gestione. Scusa, una non volta ti ho finito perché la gatta nel frattempo mi ha fatto veramente un disastro, per cui mi sta buttando l'acqua ossigenata sulla mano. E non ti ho seguito benissimo, ripeti un po' che cosa dicevi? No, dicevo che appunto i gestori una volta davano più spazio, era un luogo dove esibirsi, no? Cosa che adesso invece è un luogo dove il gestore vuole avere anche la sua controparte. Sì, ma anche questa, cioè dipende da cosa si aspetta appunto un gestore, e ultimamente insomma se vuole mettere su una cosa che lo fa guadagnare bene, visto che gestire un locale è uno sbattimento micidiale, per cui mi rendo anche conto delle difficoltà, però se un punto uno pensa soprattutto alla questione economica, chiaramente tutto un giro di cose
vengono cioè non puoi inventarti, dove sei qua il cavo giusto, perché sennò a metà della discussione resta PIE, eccolo qua. Non puoi inventarti cioè devi amarlo il jazz o il tipo di musica che fa il gestore. C'è poco da fare e è un'arma a doppio taglio, perché se il gestore invece lo fa solamente per riuscire ad avere un tornaconto economico, insomma il jazz è l'ultima roba che va in porto, ecco, per capirci. Certo. Insomma, anche no, per esempio locali che funzionano bene, le cantine dell'Arena, per esempio a Verona, sto parlando di Verona. Le cantine dell'Arena, chiaramente abbiamo due gestori, soprattutto il marito uno è Corrado e l'altra è Rosanna. Corrado è bravissimo, cioè che piace proprio il jazz. In più ha Lorenzo Conte, che è il suo, diciamo, procacciatore di gruppi, che insomma ci credono tutti, e loro sono stati disposti a farsi 3 anni di perdita, perché quando chiamavi i gruppi fighi, all'inizio, insomma, soprattutto perché quando hanno cominciato loro internet non era nemmeno così diffuso, Facebook, tutte queste robe qua sono apparse dopo, per cui all'inizio loro hanno fatto 3 anni in perdita con i concerti, però sempre meno, finché a un certo punto hanno un giro di gente pazzesca che suona, che chiaramente è a un certo livello, per cui è un po' più costosa, però hanno anche un ritorno incredibile, cioè credo che facciano il pienone ogni sera ormai, perché finalmente questa cosa ha preso piede. Sì, però insomma, ecco, questo vuol dire amare il jazz, perché se no non vai in perdita per 3 anni, capisci cosa intendo? Certo, sì, e sono pochi però queste realtà. Sì, allora facciamo un po' così una panoramica di quelle che conosco. Altro locale sempre gestito come programmazione da Lorenzo Conte è il Bar Borsa di Vicenza. E anche lì hanno avuto il loro primo periodo un po' meno affluente, diciamo, dopodiché ormai si sono fatti un nome e hanno una loro clientela, non come i gestori del locale che ti dicono quanta gente mi porti, nel senso che il giorno dopo il locale, se non c'è il gruppo che suona, è vuoto. Certo. Purtroppo è una delle cose. Ecco, anzi, facciamo i campanilisti 10 minuti. Fra qualche giorno suonerò al Catma. Sì. Venerdì prossimo, venerdì 24, suonerò al Catma. Ti metto anche il programma con Francesco Bordignon al contrabbasso. Sì, e Luca Roveran alla batteria, 2 giovanissimi tra l'altro. Francesco Bordignon è un contrabbassista che ho visto cominciare ai nostri seminari un po' di anni fa, che era forse 12 o 13, aveva 12 o 13 anni, ed era già bravo col basso elettrico, poi è passato al contrabbasso, è di Bassano del Grappa. Sì. Noi l'abbiamo conosciuto qua al festival. Giusto, sì. Sì, è venuto un paio di volte, credo, no? Sì. Sì, un gigante, cioè adesso sta diventando una specie di gigante. Luca Roveran è un ragazzino di 21 anni, ma adesso sto divagando. È un ragazzino di 21 anni che suona da paura, con una cultura e una saggezza musicale che è incredibile. Ecco, e suoniamo al Catma, che è un locale a Jesolo, in via delle Sirene, e devo dire che Giovanni Lucchetta, che è il gestore del locale, ama il jazz, cioè lo ama proprio profondamente. Poi gli piacciono tante sfumature di jazz, perché poi il jazz ormai vuol dire tante cose. Comunque è uno che lo ama, che ci tiene, per cui la cosa funziona e va avanti, a prescindere da quanta gente gli porto io una sera, perché la sera dopo c'ha altrettanta gente che viene a ascoltare qualcun altro, nel senso che
anche lui è partito un po' così a fatica, Sì. E che quindi però io adesso consiglio, fa un programma sistematico, no? È sempre... sì, E quindi la gente lo sa e va. esatto, e soprattutto ci voleva un locale di jazz in quella zona, Sì, ci vorrebbe anche a perché Cavallino Tre Porti, Ci vorrebbe anche a Cavallino Tre lo Porti. so, quindi facciamo un appello ai localisti, esatto, baristi. localizziamoci, se Esatto, volete noi siamo disponibili ad aiutarvi, sì. ecco. E a Venezia c'è Laguna Libre, può essere. Laguna Libre sta andando bene, anche lì c'è stato un lavoro di, di grande Pazienza. impegno, diciamo, da parte di Calogero, lo giudice, che sta dando i suoi frutti. Chiaramente deve sempre trovare, insomma, un equilibrio, perché ci metti un attimo ad affondare con un locale del genere, soprattutto se poi passi la pandemia. Certo. Pensa al povero Giovanni che ha aperto praticamente e subito dopo, ma anche Calogero ha aperto poco prima della pandemia, no? Sì. E per cui dopo ha avuto una valanga di difficoltà, poveraccio. Mentre a Mestre abbiamo detto del vapore, c'è anche a Spinea il Barone Rosso che fa qualcosa Barone di Rosso jazz, fa delle cose eh, di jazz, non solo di non jazz, solo ma di un po' di jazz, tutto. esatto. Barone Rosso fa saltuariamente, comunque mi sembra, non è che No, mi pare faccia... ogni mercoledì fa. Ah sì, fa, Sì, quindi continua ad andare perché avanti. parlando col gestore contro ha iniziato a farlo il mercoledì perché c'erano le coppe di calcio per Ah, TV, allora per contrastare le coppe al mercoledì lui fa musica. per coppare le coppe. Eh, Bravo, e anche, che ne so, a Venezia, beh, più il indirizzato verso Paradiso il Perduto. turismo, beh, il Paradiso Perduto, certo. Paradiso Perduto sta anche rinascendo anche come locale di Sì, musica, mi sembra di capire da sì, mi quello pare che di vedo. aver. Esatto. Adesso ce n'è un altro che si chiama forse, oddio, beh, uno si chiama tipo l'orso, qualcosa con l'orso, Ma a Venezia? a Venezia, sì. Non mi viene in Però non ho mente. idea No. di che livello di cosa facciano, perché ci vado poco. E un altro locale, credo che si chiama tipo Onyx, è possibile, Non lo so. che fa piccole cose, due, tre, anche loro. Comunque se ne stanno cercando di rinascere, però insomma non ne so abbastanza per parlarne, ecco, vi dico solo Ecco. che esistono. Conosco invece, ho frequentato per tanto tempo il Venice Jazz Club, gestito da Federico Nalesso, che ha un sistema un po' diverso, nel senso che lui è più per il turismo, che in effetti ha la maggior parte dell'utenza lì dentro è gente da fuori, americani, inglesi, tedeschi, francesi, giapponesi, cinesi, coreani, adesso poi, beh, spagnoli, in generale ha pochissimi italiani e tanti stranieri, e però gestisce la questione con un gruppo fisso che suona tutte le sere e Beh, del pubblico che gira, non è come negli altri locali dove c'è una programmazione di gruppi che si alternano, mentre lì appunto il gruppo è sempre lo stesso o anche il cambia. Bauer c'era, no? L'Hotel Bauer che Sì, faceva solo d'estate, però mi pare. sì, ma no, forse anche d'inverno, ma adesso non so più quando, come, cosa e perché. Anche perché sembra che sia in vendita, mi pare. Ah, davvero? Sì, Il Bauer o solo il locale? il Bauer. Ah, non sapevo. Beh, ecco, questi locali qua, insomma, il Bauer anche quello è incentrato più sul turismo. Sì. Noi ci abbiamo suonato una volta sola e non mi ricordo più che gruppo fosse, ma poi sempre di più, sempre meno hanno fatto jazzisti e sempre di più hanno fatto diciamo rhythm and blues, cantanti gospel, robe di questo tipo qui, un po' più tra virgolette commerciale come Sì, sì. direzione.
aperta poi, cioè indirizzata più verso il turismo di un certo tipo, ma insomma sempre turismo, per cui anche cose un po' meno... Diciamo che una volta nei locali di jazz, poi soprattutto in quel film che hai visto tu, che avete visto voi e che avete... Beh, l'hai visto anche tu? Sì, cioè, insomma l'ho visto anche a me, ma che so anche dentro anche a me. Soprattutto in quel periodo lì c'era anche tanta musica d'avanguardia, non c'era solamente il jazz che adesso, insomma, per quanto tutti noi siamo stati influenzati un po' dall'avanguardia, ma ultimamente non è che si ascolta avanguardia nei locali, sono rari, certo, sì. i posti del jazz. C'è qualche festival che ancora tiene aperta una porticina per gli avanguardisti, ma ecco, questo mi dispiace, perché in realtà dentro quella musica lì c'era tante cose interessanti, e il fatto che siano un po' sparite mi dispiace, perché erano fonte di ispirazione enorme, però ogni tanto c'è qualche posto che è un ciclo, però, che... Sì, siamo tutti un po' ridimensionati, anche quelli che la facevano, perché anch'io facevo roba un po' spinta verso il free, anche perché mi piace suonare anche gli standard più biechi e più radicati, più melodici, diciamo. Ma molto mi piace sia quello che ogni tanto sperimentare, e la sperimentazione invece è andata un po' scemando nei dintorni. Poi Padova adesso ha qualche locale, se continuiamo a parlare di locali. Vogliamo continuare a parlare di locale? Insomma, concludiamo con Padova, perché... Sì, dai, perché sì. La Rossella di Padova almeno almeno entra nella discussione. Sì, dai, perché sennò... Chi? Scusa che non ho capito. Rossella dico, è di Padova. Quindi... sei padovana? Sono padovana. Vedi? Vedi. Vedo. Quindi lei conosce i locali di Padova? No, più che altro spero di scoprire qualcosa di interessante. Ma tu abiti anche a Padova? Poco, però avrei... Vabbè, ma questo non è che interessa agli ascoltatori. No, ai nel senso che la vedo ascoltatori. sempre a Cavallino e non penso di vederla. Io insegno a Padova al conservatorio, non so se ti avevo già detto, sì, vero? Sì, ma lo dico per i nostri radioascoltatori. E noi ti abbiamo fatto i complimenti. Ah, giusto, è vero, grazie. E ormai ti dico, la memoria sta andando un po'... Ecco, no, eravamo arrivati ai locali di Padova. Dove sì, quello ci stavo arrivando. I locali di Padova c'è l'Osteria del Refosco, poi ce n'erano tantissimi anche quelli negli anni 80, 90, 70, 80, 90 e anche 100, negli anni 100. ma invece poi un po' alla volta anche quelli d'estate c'è quella cosa che fanno al parco, com'è che si chiama quel parco? Sì, quel parco non mi ricordo. Quello all'Arcella, no. Quello con la casetta. C'è il parco, oh mio Dio. Vabbè, c'è un locale in un parco, cercate i parchi, girate per i parchi di Padova, andate in cerca finché trovate questo locale. C'è quel locale, esatto, quel chiosco, diciamo. Sì, mi ricordo, esatto, una specie di chiosco, sì, dove fanno pizze e poco altro, gestito da un pazzo furioso che era il cantante dei Coma Wave, che era un gruppo rock, anzi rock progressive, imbastardato col jazz elettrico degli anni 70, 80, 90, e adesso lui gestisce il locale lì. Oddio, nemmeno il nome suo mi ricordo. Mi tocca scrivermi tutto la prossima volta. E niente, quello lì, e poi ci sono un altro paio di posti che però insomma poca cosa, e soprattutto insomma ci vorrebbe quello che ama il jazz, per cui paga il giusto alcuni musicisti, perché se no ti vanno soltanto quelli che accettano di suonare per pochi soldi.
Sì. Per cui io non ci Quindi- vado. E quindi non hai la qualità, insomma. Cioè c'è qualità, perché ci sono anche dei giovani musicisti che vanno in giro a suonare per poco, che sono bravi, e anche vecchi musicisti che vanno a suonare per poco e sono bravi. Però più che altro anche per, insomma, ogni tanto butti che dentro un concerto dell'altro tipo, ecco, anche perché l'età nella musica qualcosa conterà, cioè un po' di esperienza, un po' di diciamo, come si può dire, quella di cosa qualità, che insomma, no? sì, ma anche di evoluzione, ecco, diciamo, di un musicista, la strada di un musicista che comincia da ragazzino scavezzacollo a fare 200 miliardi di cose e poi si focalizza su certe cose. Insomma, di artisti interessanti, ecco, secondo me, tra i vecchietti, non per tirare acqua al mio mulino, ma insomma, qualche cosa di interessante c'è. E purtroppo io mi rifiuto ad andare a suonare in certi posti per certe cifre, cioè ormai ho un'età, insisto, e voglio almeno star tranquillo con la mia autostima, che già fa fatica di suo. Mi sembra assolutamente legittimo. Ecco, per cui così. Invece buttiamo qualche idea per il nostro prossimo festival. Sì, 5 minuti, perché siamo già un Allora po'. non diciamo niente. Allora dai, Vi lasciamo col mistero. Esatto, dai, la prossima volta parleremo del festival. Però possiamo dire Focalizziamo quando sul sarà. nostro prossimo festival. Che sarà dal 21 al 27 luglio. Esatto. Esatto, è confermato anche dal comune. Quindi Ecco, per cui siamo a cavallo, anzi, esatto, a siamo lì, cavallino. a cavallino. Ce l'hai fatta. Quando si raggiungono certi vertici. L'orario. Siamo all'80° giro del giorno. Va bene, dai, allora ci Sì, risentiamo, no, parleremo dei mondo. adesso abbiamo parlato dei locali, prossimamente parleremo Sì. dei festival, di Ecco, cui ci a mettiamo parlare anche di- dentro il nostro. Vi ridico che suono io a Cavallino al Catma venerdì, suono sabato al Bar Borsa di Vicenza. E domenica invece c'è il Colbe, dove suoniamo noi. Esatto, che io tra l'altro vorrei tanto esserci e farò di tutto, anche se, come vi ho spiegato, sono un po' Vabbè. in blindamento. Sono un po' blindatino. E va bene, David, grazie mille, salutiamo te e anche la tua gatta che Sì, no, la gatta si è arrabbiata perché parlavo con voi. Lei ecco. se traffico col cellulare, la gatta proprio se ne va. È una gatta possessiva. Sì, Ah, ma non vabbè. solo. Prima di andarsene mi spacca una mano in 1000 pezzi, mi graffia, mi morde e se ne va via. È dolcissima, solo che devo darle totale attenzione. Va bene. Possessiva. Ve la saluto. Buon. Grazie Vi mille, ringrazio. David. Grazie a voi per avermi invitato. Alla prossima. e Alla prossima. Alla prossima. Yeehaw! Ciao. 2, 3, 4, questa è la storia di un anche lui nato per caso in via blu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa è in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando amico non sei contento, vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare
caro amico, disse qui sono nato, in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro respira il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico vero che sia così. Wow, wow. Passano gli anni ma 8 soldi, però quel ragazzo ne è fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi non può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? E no, non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà come si farà. Ecco qua, mentre abbassiamo il ragazzo della via Gluck che dura una vita, questo da Io e i Gomma Gommas, simpatici musicisti marchigiani. E siamo alla fine. Rossella, aspetta che ti accendo il microfono. Abbiamo ancora nel nostro cestello, c'è sempre David, che così quindi saluterà anche lui i nostri ascoltatori. Rossella, allora appuntamento martedì, riusciamo a fare quella cosa? Se riusciamo ve la facciamo sentire, se non riusciamo faremo un'altra cosa. Sì. Allora volevo dire che stasera non chiudiamo con il messaggio vocale di Sami da Gaza, perché pochissime ore prima della tregua e prima di cominciare a bombardare dall'altra parte è morto un altro suo nipote, credo che sia il terzo o il quarto, e quindi insomma l'abbiamo lasciato un po' in pace così. Poi sono giornate, lui è molto attivo anche nel lavorare per la comunità, quindi dato che è cominciata la tregua credo che siano molto indaffarati a cercare di capire cosa fare insomma dei prossimi giorni. Però senz'altro lo sentiamo i prossimi giorni e quindi ci manderà degli aggiornamenti in diretta dalle macerie. Bene, niente, noi diamo appuntamento allora a martedì prossimo. Avete Grazie a ascoltato tutti. Il Giro Ciao. del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.